Sportivi siciliani, di nuovo insieme anche per questo mercoledì in diretta alle 15:20 con la puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì parliamo di Serie D, ma parliamo anche di eccellenza, girone A e girone B, e subito andiamo a presentare il nostro ospite, il direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo, Giampiero Clemente. Da dove iniziamo, Giampiero? Salve, ti vedo felice e contento. Buongiorno, grazie per l'invito. Assolutamente sì. D'altra parte una bella vittoria che ha lanciato a questo punto verso un traguardo importante l'Athletic, fa tanto morale soprattutto, no? Contro il Gela. Assolutamente sì, io partirei dalla grande vittoria contro sicuramente una grande squadra che è il Gela, quindi sapevamo già prima dell'incontro di andare a confrontarci con una realtà importante per storia, blasone, società, piazza, quindi siamo contenti e siamo contenti di esserci riusciti. La cosa bella è che c'è stata una bellissima cornice di pubblico, diciamo che lo stadio era piccolino per le enormi richieste che vi sono arrivate per assistere a questa partita. Ma di questo ne siamo felici, ma allo stesso tempo siamo amareggiati perché abbiamo vissuto la settimana anche con un po' di amarezza per quanto riguarda i tifosi del Gela, che personalmente come società siamo dispiaciuti di non averli potuto ospitare. Però è anche vero, se ci sono delle disposizioni non è fattibile. Credimi Ettore, non l'abbiamo deciso noi, purtroppo in una tribunetta così piccola era difficile da parte dell'ordine pubblico riuscire a gestire il tutto. Stiamo guardando delle immagini dove ci raccontano un inizio ad handicap, nel senso che 1-2 siete sotto di un gol con la rete di Agudiak, a dimostrazione che da lì forse è partita la voglia, la volontà, la determinazione per risollevarsi partita dopo partita, gioco dopo gioco, azione dopo azione, ed è arrivato prima il pareggio e poi insomma i 2 gol che vi hanno permesso di battere questo Gela. Ma l'avvio è stato shock per noi, perché prendere gol dopo 4 minuti contro una squadra così forte, contro la miglior difesa del campionato, quindi sicuramente un po' di paura iniziale era scattata in noi. Poi ci siamo resi conto minuto dopo minuto, abbiamo preso, a mio avviso, possesso della partita e credo che abbiamo raggiunto la vittoria in maniera netta e meritata. D'altra parte la caratteristica della squadra di Filippo da sempre è quella di essere anche sornione, no? Attendere il momento giusto per colpire anche gli avversari, successi in altre partite durante il campionato. In questa partita giustamente avete dovuto in un certo senso essere ancora più forti con la determinazione per battere comunque una squadra che sulla carta, diciamolo pure, è una squadra forte per questo girone. Assolutamente sì, io ripeto, reputo il Gela una grande squadra, reputo il Gela una grande società con un grandissimo direttore come Bonaffini, quindi una società che sta investendo tanto, un presidente, dei presidenti passionali, quindi sapevamo che non era facile, però ripeto, io credo che in questa partita, a prescindere dal chiacchiericcio, chi ha assistito, chi ha visto la partita, non può dimenticare o nascondere il fatto che in questa partita l'Athletic è stato, a mio avviso, superiore in molti aspetti. Poi potevamo perderla, pareggiarla e vincerla. Perché la partita aveva una posta in palio considerevole, quindi era giusto che ogni azione insomma poteva creare dall'una o dall'altra parte la potenzialità di una rete. È successo bene per voi, a dimostrazione anche del fatto che adesso comunque sì, i punti di distacco sono pochi volendo, no? Perché ancora c'è una parte finale di campionato con qualche scontro diretto che potrebbe crearvi qualche piccolo inconveniente, ma credo che sotto questo punto di vista la determinazione che in questo momento avete voi è forse la forza proprio del gruppo. Per quanto ci riguarda esiste solo Castellammare sabato. Sì, è vero, sulla carta è quella più difficile tra virgolette. No, io credo che non ci siano partite facili in questo girone, siamo consapevoli del fatto di aver vinto una partita e di non aver vinto ancora nulla. Quindi ci stiamo concentrando con tutte le nostre forze e tutto quello che abbiamo per la partita di Castellammare e poi pian piano le guarderemo una alla volta, fermo restando che ancora il campionato è totalmente aperto e avendo un antagonista così forte dobbiamo essere super pronti. Un'altra cosa importante, questo fatto che voi adesso rappresentate a tutti gli effetti la seconda squadra di Palermo, vi lusinga, vi mette in difficoltà, vi mette ansia e vi mette soprattutto, secondo me, voglia di dimostrare di avere qualità e quantità. No, a noi ci mette soprattutto gioia perché siamo innanzitutto
una realtà palermitana che tifa Palermo. Quindi appunto, sottolineiamola questa cosa, non c'è nessuna guerra interna. Noi abbiamo il sangue rosanero che scorre nelle vene, siamo tutti tifosi del Palermo e quella sarà sempre la nostra unica fede. Poi riuscire ad avere una città così grande, il Palermo quanto prima in A, perché noi ce l'auguriamo, prima possibile, è una seconda squadra in una categoria migliore a quella dove siamo quest'anno, sicuramente credo che sia un bellissimo connubio per una città così grande. È vero, è vero. Questa è l'azione del terzo gol, il 3-1, a quel punto sospiro di sollievo, consapevolezza forse di aver chiuso effettivamente la partita, no? Ma diciamo che rigore netto, perché assolutamente, ma infatti non c'è stata praticamente nessuna assolutamente sì, questa è stata praticamente la ciliegina finale di una partita che sicuramente sul 2-1 ci lasciava sempre, tra virgolette, sul chi va là, perché quando c'hai avversari così forti sicuramente l'invenzione è sempre dietro l'angolo, quindi quel gol, anche se arriva diciamo nel recupero, ci ha dato la tranquillità giusta. Certo, ma parliamoci chiaro, Giampiero, ma questa società è già mentalizzata per la Serie D e poi passiamo veramente alla Serie D perché inizieremo a raccontare la giornata di domenica? Questa società è mentalizzata per fare le cose fatte bene, poi di Serie D noi al momento non ne vogliamo parlare. Giusto, scaramanzia. Ma ti dico che questa società sta cercando di creare i presupposti per essere, già quest'anno c'è una mentalità importante, c'è un gruppo di lavoro e fa tanto, c'è un gruppo di lavoro come il mister Raciti, il prof Anastasi, Marco Onorati e tutto il suo staff, magazzinieri, stiamo cercando veramente di portare quel pizzico di professionismo che nel mio piccolo, insieme a molti altri che lavorano a questa società, come Calaiò e chi più ne metta, in questo campo, e noi piano piano ci stiamo provando con umiltà, consapevoli del fatto che oggi siamo in eccellenza. D'altra parte i palazzi si costruiscono con delle buone fondamenta, se ci sono quelle sicuramente la prospettiva è interessante, poi chiaramente il campionato è un altro discorso, poi ci vogliono chiaramente altri giocatori, altri under, ma quello in questo momento, come hai detto bene tu, probabilmente è un discorso che non va fatto. Io credo che le fondamenta siano la nostra società, fatta di persone serie, di persone solvibili e di persone che hanno una parola e che cercano di fare il calcio in un certo modo. Benissimo. Allora a questo punto, dato che l'abbiamo già annunciato, è il momento dedicato al campionato di Serie D. Domenica si è giocata l'8ª giornata di ritorno, abbiamo già la schermata, eccola qui, San Biase che vince in casa della Castrum Favara, vittoria del Città di Acireale 2-1 contro il Siracusa Calcio, 3-0 della Regina contro l'Enna, vittoria anche per la Scafatese contro la Vibonese Calcio, pareggio tra Città di Sant'Agata e Licata Calcio, vittoria fuori casa del Pompei in casa dell'Ocri 1909, anche il Paternò vince fuori casa contro la Nuova Igea Virtus, vittoria del Ragusa 3-0 contro l'Acragas ed infine pareggio nel derby tutto nisseno San Cataldese-Nissa, la partita è finita 1-1. Guardiamo la classifica perché questa classifica ci fa ancora pensare che non è per nulla finito il discorso riguardante il primo posto, perché a questo punto il Siracusa perde 3 punti pesanti nei confronti della Regina che si fa sotto. Abbiamo il Siracusa con 57, 54 per la Regina, 51 Scafatese, 49 San Biase, 45 Vibonese Calcio, con 36 Nuovi Igea Virtus e Nissa FC, 34 Paterno Calcio, 32 Ragusa Calcio, con 30 Castrum Favara, 28 FC Pompei, 27 Enna Calcio, con 26 punti il Città di Acireale, 24 per la San Cataldese, 23 punti l'Ocri 1909, 22 per il Città di Sant'Agata, chiudono Licata Calcio con 20 punti, ultimo posto per l'Acragas con 14 punti. Abbiamo modo anche di vedere la schermata della prossima giornata, si giocherà chiaramente domenica 2 marzo, Acragas Città di Acireale, FC Pompei Scafatese, Licata Calcio Enna Calcio, l'Ocri 1909 Castrum Favara, Nissa FC Nuova Igea Virtus,
Virtus, Paterno Calcio Regina 1914, Sambiase Ragusa, Siracusa Calcio San Cataldese ed infine Vibonese che giocherà in casa contro il Città di Sant'Agata. Allora partiamo subito e voglio subito sentire la tua su questo campionato della Castrum Favara, perché ha perso in casa contro il Sambiase. Attenzione, perché il Sambiase è certamente un po' la rivelazione, però è anche vero che la squadra di Favara non può perdere punti, soprattutto in casa. Sei d'accordo? Ma sicuramente sì, ma come hai detto tu, il Sambiase è una grande squadra, una rivelazione, lì se non sbaglio al quarto posto, sì. È andata a vincere a Siracusa. E questa cosa è stata probabilmente la punta dell'iceberg, esatto. Perché poi dopo hanno avuto un momento di crisi, forse di identità, perché non sapevano se effettivamente era una squadra che poteva ambire a questo punto alla vittoria finale. Se fossero stati più convinti probabilmente le partite successive avrebbero totalizzato punti, invece hanno subito 2 sconfitte di seguito. Ma sicuramente quando vai a vincere in casa della capolista e non sei, tra virgolette, pronto, certo, neopromossa tra l'altro, per un campionato di vertice ci può stare un piccolo smandamento, però hanno ritrovato subito la retta via. È vero. E mi dispiace per il Favara, che sicuramente questa ce la sconfitta può fare in la casa, squadra di Infantino a tirarsi fuori da questa sabbia mobile che è la potenziale zona play-out? Io mi auguro di sì, innanzitutto per il mister, che è un amico e ho una grandissima stima per lui, e soprattutto perché noi facciamo il tifo per le siciliane. Bravo, anche se purtroppo quest'anno con il girone con troppe siciliane sarà ad handicap per molte squadre che giustamente rischiano la retrocessione. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio del Sambiase 2-1 in casa della Castrum Favara. Il Castrum Favara per sigillare l'obiettivo della salvezza, il Sambiase per cercare di rimanere incollato alle primissime posizioni della classifica. Si può riassumere così la sfida in programma allo stadio Bruccoleri di Favara tra i giallo-blu di Infantino e i giallorossi guidati da mister Morelli. Si comincia con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano agli ordini del signor Nicolai Di Pistoia, che è l'arbitro della partita, e parte forte il Sambiase, che qui prova a sfruttare un errore in fase difensiva, ma è bravo Scuffia ad alzare le sue braccia infinite e a salvare sull'incursione da parte della formazione calabrese. Poi primo tentativo della partita per il Castrum Favara, con la palla messa in mezzo, l'aggancio, la conclusione tentata da Palma, che si spegne lenta tra le braccia di Giuliani. Qui le immagini sul numero 10 giallo-blu, ma attenzione a quello che accade in questa azione spinta sulla sinistra da Maitini, il quale prova a liberarsi di De Mini, in qualche modo ci riesce, poi calcia col destro, batte Scuffia, vantaggio per il Sambiase. Sono passati appena 6 minuti dall'inizio della partita e ci pensa Facundo Maitini. Si chiude il primo tempo con il Sambiase in vantaggio per 1-0, ma inizia sprombattuto il Castrum Favara. Conclusione di Baglione, la palla che bacia il palo interno e si insacca sull'altro palo, e 1-1 meritato il pareggio per la squadra di casa, con l'ennesimo sigillo di Sandro Baglione, il quale ha scaricato veramente un destro potente e angolato. Insiste il Favara, che a questo punto la vuole vincere ancora Baglione con la parata di Giuliani, che in qualche modo riesce a togliere il pallone dall'angolino basso alla sua destra. Poi torna a farsi vedere il Sambiase con questa conclusione dalla distanza bloccata da Scuffia. Torna in attacco il Castrum Favara con l'impatto col pallone che non riesce a Nacio Varela sul secondo palo. Ancora attacco da sinistra a destra per il Castrum Favara, ancora con Camilleri che se la sposta sul sinistro, e pallone messo in calcio d'angolo da Colombatti. Insiste la squadra gialloblu con questa palla messa in mezzo, ancora attacco vivo con il cross, prova ad arrivare Valeria, in qualche modo riesce Giuliani a metterla via, poi l'arbitro fischia, ma attenzione a quello che accade nel recupero. Minuto 95 con Costanzo che se la sposta sul destro, va a calciare, batte Scuffia che forse non la vede partire, ma quel che conta di più è che il Sambiase si porta in vantaggio proprio allo scadere con la firma di Gino Costanzo, e dopo questo fallo laterale il signor Nicolai manda tutti negli spogliatoi. Vittoria pesantissima per il Sambiase, che rosicchia 3 punti alla capolista Siracusa. Si ferma il Castrum Favara. Alla prossima. Una
vittoria un po' inaspettata, ma credo anche comunque abbastanza meritata, è stata quella del Città di Aciriale, che vince 2-1 contro il Siracusa. Una partita importantissima per il Città di Aciriale, perché non può perdere punti, soprattutto per la zona salvezza, ma era importante anche per il Siracusa, perché alle spalle giustamente la Regina continua a premere. Come hai visto questa vittoria della Città di Aciriale? A dimostrazione che veramente ogni partita in Serie D è quasi una finale, adesso soprattutto nel girone di ritorno. Assolutamente sì, i punti sono pesanti, quindi il Città di Aciriale in tutti i modi deve provare a raggiungere la salvezza e ma sono stati questo bravi. momento no del Siracusa, insomma, gestibile, 3 punti non sono tanti, non sono neanche pochi, però insomma bisogna sempre stare sul chi va là. Ma assolutamente sì, se poi dietro il chi va là c'è la Regina, quindi infatti, non ti puoi permettere di sbagliare. Una piazza importante che sicuramente vuole tornare quanto prima nei professionisti, quindi è un campionato difficilissimo questo e secondo me sarà un testa a testa tra tutte e due fino alla fine. Mi dai un pronostico? Te lo posso strappare questo pronostico? Io mi auguro, il prossimo non te lo do, io mi auguro possa vincere il Siracusa perché come ti ho detto prima... una bella rosa, una bella rosa, no? Una bella piazza. Anche se la Regina non scherza, Ma io credo che due squadre che praticamente stanno facendo un campionato strepitoso sicuramente avranno delle qualità importanti. Grandi budget per la Serie D. Se vuoi vincere, sì. Se vuoi vincere, Gianpiero, hai bisogno di grandi budget. Esatto. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della Città di Aciriale 2-1 contro il Siracusa Calcio. Dopo 6 vittorie consecutive il Siracusa cade malamente ad Aciriale per 2-1. Turati propone dall'inizio a quadro in luogo di Candiano, cambiando la formazione che nelle ultime 3 giornate era praticamente rimasta la stessa. Buono però l'inizio degli azzurri, al quarto d'ora Alma mette in mezzo un pallone importante con la sfera però che si perde in calcio d'angolo. Al 17° proprio Alma viene pescato in fuorigioco contestato dall'attaccante niscemese, l'arbitro annulla la rete. Ma al 34° la squadra di casa passa. A centrocampo perde palla a quadro e allora parte il veloce contropiede Acese che innesca Mokulu davanti a Iovino, prima parata del portiere Retuseo, secondo tentativo vincente perché Pistolesi in scivolata non ci arriva. Passano solo 5 minuti e da un cross di Alma, una respinta di Zizzani e il colpo di testa vincente di Sus, 1-1. Ma è solo un'illusione perché al 44° ancora Mokulu riceve palla, si sposta sul suo sinistro e in diagonale trafigge Iovino. Nella ripresa subito Longo per Di Grazia ma il cliché non cambia, al 7° ancora Mokulu lancia Rodio che si accentra, prova il destro a giro, la palla si perde alta. Al 25° un passaggio di Maggio per Longo e ancora una volta parato a terra da Zizzania. Al 32° ancora Alma per Maggio, il colpo di testa, parata a terra del portiere Acese. Al 40° Convitto mette in mezzo ma Russotto e Maggio non ci arrivano. Al 41° viene espulso Sarao per fallo su Marchetti. Avviene l'ultimo tentativo azzurro al 48° con Limonelli che da fuori ci prova ma il portiere Zizzania è attento e blocca a terra. A questo punto Siracusa ha +3 nei confronti della Regina che ha battuto 3-0 Lenna. Domenica prossima Regina a Paternò e Siracusa al De Simone contro la San Cataldese. Sono soltanto 3 i punti di distacco tra la Regina ed il Siracusa Calcio. Nel frattempo possiamo anche vedere le immagini di questa vittoria facile, secondo me, della Regina contro Lenna. Attenzione perché sì, d'accordo, sono sempre 3 punti, ma devi aspettare che comunque il Siracusa insomma, perda punti per strada e a questo punto credo che sia un po' più difficile, no? No, io invece credo che i punti possono sembrare tantissimi come possono sembrare pochi. Naturalmente
lo dice la partita di Acireale Siracusa, l'insidia è sempre dietro l'angolo. C'è sempre. Il Siracusa, dopo aver vinto lo scontro diretto a Reggio Calabria, non ti aspetti che possa perdere questi punti ad Acireale, però l'Acireale c'è da dire che ha fatto un bel mercato e a dicembre è intervenuto con l'arrivo, e si vedono i risultati e i punti, soprattutto in classifica. Quando prendi Petta, quando metti dentro altri giocatori, sicuramente dai un segnale all'ambiente che ti vuoi salvare e che ci vuoi riuscire in tutti i modi, quindi non era una partita semplice. Magari uno può pensare che la partita Acireale può essere una partita semplice perché ti ricordi dell'andata, bravo, ma il ritorno è tutta un'altra storia. È tutta un'altra cosa, anche perché il ritorno, i punti valgono tantissimi. Valgono tantissimo. Senti, invece per l'Enna, ahimè, da un paio di settimane non si riesce a muovere in classifica. Purtroppo, certo, non passa da Reggio Calabria la sua salvezza, però adesso bisogna stare molto attenti, perché ogni punto, come hai detto bene tu, diventa pesante, e soprattutto quando arriveranno gli scontri diretti in casa non puoi permetterti di perdere punti. Adesso assolutamente no, adesso l'Enna deve reagire, e soprattutto, come hai detto te, le partite in casa vanno vinte se vuoi raggiungere l'obiettivo il prima possibile, perché poi più passa il tempo, più aumenta la tensione, aumenta la pressione, e non sempre tutte cose vanno per come è programmato. Chiaro, è vero. Un'Enna che comunque da neopromossa, soprattutto nella prima parte della stagione, probabilmente ha fatto quei punti che gli possono servire per essere ancora a galla, e poi sperare, soprattutto nel ritorno, di fare quei punti ulteriori per portare a casa una salvezza che comunque credo che sia leggermente meritata. Non so se assolutamente concordi. Sì, no, assolutamente sì. Io credo che l'Enna sia in linea con il programma societario. Sì, è vero. E quindi ancora tutte le carte in regola per poterlo raggiungere. Ha pagato un po' lo scotto da neopromossa l'Enna, perché era da troppo tempo che mancava dalla Serie D, i dirigenti completamente per la prima volta affrontavano un campionato nazionale dilettanti, non tanto Pagana, che veniva dalla Rotonda e aveva avuto già anche altre esperienze, però tu me lo insegni, i dirigenti spesso e volentieri sono fondamentali anche per un equilibrio all'interno della stagione. Ma innanzitutto Peppe Pagano, oltre ad essere l'allenatore, è stato un mio compagno di squadra, lo sappiamo, nonché amico mio, quindi, è vero, nonché amico mio, quindi sicuramente quando fai il salto di qualità inizialmente tutti pagano un po' lo scotto, specialmente chi non c'è mai stato. Chi è abituato a quelle categorie si riabitua e si riambienta subito. Però facile. Io credo che alla fine l'Enna sia in linea. Anche io condivido questo tuo pensiero, credo che dovrebbero arrivare adesso i punti salvezza, mentre invece per il Licata, insomma, il cammino si fa un po' irto, perché non vengono punti, soprattutto quando giochi in esterna. Adesso vabbè, ha pareggiato in casa del Città di Sant'Agata, che non è che stia tanto meglio, è finita 1-1, nel frattempo possiamo anche vedere queste immagini. È anche vero che il Licata quest'anno ha un po' sorpreso tutti, perché nessuno poteva mai pensare, dopo le stagioni precedenti, che il Licata si trovasse impelagato nella salvezza, con una rosa che ogni anno puntualmente Romano è costretto a rinnovare, ma ha sempre fatto bene, mentre invece quest'anno alcune defezioni gli hanno impedito probabilmente di essere ancora una volta a rivelazione. Il problema è che ogni stagione ha una storia a parte, quindi non sempre le stesse rose o lo stesso indirizzo o lo stesso modo di fare ti porta il risultato. Quest'anno molto probabilmente il Licata ha avuto qualche problematica in più, ha trovato qualche insidia in più, e adesso si trova in una condizione, tra virgolette, di classifica non bellissima. Però, ripeto, grosse difficoltà. Non è facile, ma devono trovare la forza, soprattutto dopo questo pareggio a Sant'Agata, che, ripeto, può sembrare diretta concorrente per la salvezza. Secondo me è un ottimo punto. Secondo me è un ottimo punto. Non andare a perdere contro una diretta concorrente è sempre importante. Chiaro, muovi la classifica, devi dare continuità provando a vincere in casa. È vero. Comunque io parto dall'idea che anche il Città di Sant'Agata ha pagato probabilmente una campagna acquisti limitata ad inizio stagione. Noi la scorsa settimana abbiamo avuto il mister, abbiamo avuto modo di sentire il mister, e effettivamente si aspettavano di più anche i tifosi. Quando poi i tifosi non ti supportano con una continuità, rischi poi giustamente di non farcela. Lo so, non è facile, purtroppo il tifoso è così, il tifoso molto spesso è altalenante, quindi bisognerebbe dare anche la possibilità di entusiasmarsi. È normale che se poi perdi non è facile trovare le motivazioni giuste, però credo che anche il Sant'Agata adesso
ci debba provare. Giampiero, Qualcuno deve scendere. Qualcuno deve scendere. Però. Vuoi che lo dico io? No, Io mi auguro di no, perché sennò non voglio assolutamente metterti in mi guardano come gufo nero. Invece voglio parlare del tuo Paternò, perché tu lo so che un po' di cuore a Paternò ti è rimasto. Paternò che fa il colpaccio, vince fuori casa, va a vincere in casa della Nuova Igea, che addirittura era in serie positiva. Paternò sta facendo un grande campionato, a mio avviso. Per me il Paternò, al di sopra di quelle che erano le aspettative. Premessa che un po' di cuore l'ho lasciato lì, perché quando vinci un campionato, quando stai bene in un posto, quando praticamente te lo porti per sempre. Per sempre. Quindi io farò sempre il tifo e spero che il Paternò possa raggiungere l'obiettivo. Per me sta facendo un grande campionato, sì. E non credo che il Paternò stia facendo spese folli. Io credo che abbia una rosa importante con dei giocatori di categoria e con dei giovani interessanti. Alcuni giovani interessanti, tra l'altro. Poi sicuramente c'è da dare un grande merito al direttore, che sta facendo un grande lavoro. Assolutamente strianese. Guardiamoci gli highlights, la vittoria fuori casa proprio del Paternò in quella di Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea Virtus. Questa volta il cuore giallorosso non è bastato all'Igea Virtus, che davanti al pubblico del Dalcontres Barone si è dovuta rendere ad un cinico Paternò, bravo a capitalizzare al meglio la rete firmata dopo un minuto di gioco da Viglianisi, che ha interrotto inoltre la striscia di 6 risultati utili di fila della squadra allenata da Panarelli. Vantaggio, dicevamo, che la formazione allenata da Catalano trova subito, quando Viglianisi, dopo 60 secondi, con una sansata dal limite dell'area, fulmina Costantini, facendo così Igea Virtus 0, Paternò 1, e per l'esperto centrocampista ospite si tratta della prima rete in campionato. Nell'occasione ci sono anche le proteste dei barcellonesi, che lamentano un tocco col braccio del centravanti rosso-azzurro Retucci, sul quale però il signor Bonasera non ravvisa gli estremi per concedere punizioni locali. Padroni di casa che provano comunque a reagire, ma i tentativi operati da Carullo direttamente da rimessa laterale al minuto 6 e da Trombino di testa al 38esimo non creano particolari patemi a Tosoni. Nella ripresa giallorossi ancora in avanti alla ricerca del pareggio, che sfiorano per 3 volte, al 52esimo con Calafiore che in rovesciata non centra la porta per centimetri, 10 minuti dopo ancora con lo stesso Calafiore che dopo una corsa palla al piede conclude da distanza ravvicinata, trovando però la decisiva parata di Tosoni, e con quest'ultimo che si ripete anche al minuto 86 disinnescando la zuccata di Maltese. Nei minuti di recupero, assalto disperato dell'Igea Virtus, che reclama anche un rigore per un tocco di mani di Viglianisi, sul quale però il fischietto ennese dice di no, quindi Maltese in versione centravanti calcia a colpo sicuro, ma uno straordinario intervento di Tosoni gli nega la gioia del pareggio, e nell'ultima chance della sfida ancora all'estremo paternese sventa la minaccia sul cross dal fondo di Currò. Lo 0-1 finale consente al Paternò di tornare alla vittoria dopo un digiuno di 6 giornate e portarsi all'8° posto a quota 34 punti, mentre l'Igea Virtus rimane ferma a 36 in sesta posizione a più 10 sulla zona play-out. Una squadra che sta cercando di risalire la china con tante difficoltà ma con tantissima volontà è l'FC Pompei, che all'inizio di stagione aveva proclamato insomma, di voler vincere il campionato, di essere super competitivo. Effettivamente la campagna acquisti prevedeva giustamente quei risultati positivi che poi alla fine non sono arrivati, e purtroppo adesso ha a che fare con la zona retrocessione. Però attenzione, vince fuori casa all'Ocri, e quindi vuol dire che tira giù il Locri, buone per le siciliane queste cose, e loro pian pianino con 28 punti respirano. Però tu me lo insegni, una vittoria certo incide nel morale, ma il campionato è talmente lungo, ci sono talmente tanti altri scontri, che forse è decisamente prematuro pensare che questo Pompei è completamente fuori dalla zona play-out. Assolutamente no, anche perché parliamo di una neopromossa che ha vinto, se non sbaglio, i playoff l'anno scorso. Ha vinto i playoff proprio contro la squadra ragusana. Contro la squadra ragusana, quindi ottima società, sta facendo
un campionato al di sotto delle aspettative e piano piano verrà fuori, perché poi i giocatori sono giocatori importanti, giocatori di livello, però sicuramente non era quello che si aspettava. L'ex allenatore tra l'altro della Gelbison, che aveva vinto il campionato con la Gelbison, non si aspettavano, che è uno tosto. Non si aspettavano questo tipo di campionato. Sì, quando però poi cambiano i progetti in società bisogna essere più compatti, no? Per cercare di far stare tranquilli tutto il gruppo squadra. Ma a prescindere da questo ci sono calciatori che magari nascono per un progetto vincente e quando si ritrovano in una condizione un po' diversa magari non sono abituati a vivere quelle emozioni, quindi cambia un po' tutto. Cambia decisamente tutto. Comunque secondo me il Pompei ha buone possibilità a questo punto di salvarsi e il Locri poi cercherà di riprendersi un po' soprattutto in qualche scontro diretto, però è anche vero che, come abbiamo detto poc'anzi, se perdi in casa soprattutto queste partite devi farti delle domande e devi cercare anche di darti delle risposte. Vedremo come andrà a finire. Ho fretta di parlare del derby nisseno. Io ho visto le immagini, a San Cataldo c'era una tribuna strapiena per una stracittadina amatissima dal pubblico, quella tra San Cataldese e Nissa, è finita 1-1, ma quanto è bello però vedere soprattutto in Serie D tanta gente al campo. Uno spettacolo, ho visto le immagini, è il calcio. È il calcio. Il calcio è la gente, il tra calcio l'altro dilettantismo puro, anche se poi di dilettantismo c'è poco ormai in Serie D. Esatto, però sono due piazze con un blasone, con un amore verso i propri colori importanti, quindi sicuramente hanno dato spettacolo sugli spalti. Per un attimo hai cercato di abbinare il pubblico che avevate voi domenica nello scontro contro il Gela con quello di Caltanissetta, e allora ti rendi conto che anche a livello dilettantistico qui in Sicilia c'è fame di calcio. Assolutamente sì, con l'unico dispiacere, lo ripeto, che noi non abbiamo il settore ospiti. Lo so, però penso che voi non state fermi, vi stiamo state lavorando, già organizzando, stiamo lavorando. Non sarete impreparati, io ho questa sensazione. Assolutamente perché poi se ti prepari prima, arrivi prima degli altri, perché ci sarà un gruppo che lavorerà in quella che è l'organizzazione della società e poi c'è il gruppo tecnico. Non ti dico, ma Raciti ha un biennale o... Così per curiosità, perché non lo sappiamo. Il mister non mi ricordo, sono sincero, no, il mister è uno che abbiamo scelto. È uno di voi. Abbiamo scelto per un progetto importante, quindi è fondamentale. Sicuramente i progetti non possono essere legati ai 10 mesi, quindi speriamo di poterlo avere ancora a lungo con noi. Raciti è un elemento top per la categoria anche in Serie D. Anche se ultimamente la sua esperienza a Ragusa è stata un po' strana, non è stato supportato probabilmente anche dalla società. Invece quando Filippo, secondo me, personale pensiero, ha una società che crede nel suo progetto, nel suo percorso sportivo, rende moltissimo. Il mister è un uomo. È un grande uomo. E tu lo vedi uomo. lavorare ogni giorno. A prescindere dalle doti tecniche, a prescindere dal suo sapere, a prescindere dal modo di lavorare, a prescindere dalla sua caparbietà, è un uomo con la U maiuscola, quindi noi cerchiamo questo. E ce ne sono pochi in questo calcio dilettantistico. Ce ne sono pochi, quindi e non voglio sono offendere contento nessuno. di lavorare con lui perché sto avendo modo di crescere accanto a lui, di vedere tantissime cose e ti posso garantire che nei momenti di difficoltà lui non si scompone mai. Sì, ha una freddezza che un po' per la categoria stona, no? Perché l'allenatore dilettante, che poi di dilettante secondo me non c'ha più nulla, tende a sfasare completamente, invece lui ha sempre il controllo della situazione e lo dimostra anche la partita secondo me di domenica, dove probabilmente la sua sapienza ha permesso ai giocatori comunque di macinare minuto dopo minuto una possibile vittoria che poi è arrivata. Ma assolutamente sì, e domenica diciamo... L'hai letta così anche tu la partita? E domenica è stato un duro colpo perché andare sotto dopo 4 minuti con una cornice di pubblico importante, ma io valuto anche quella di 2 settimane fa dove perdevi a Marsala 1-0 all'82esimo. Hai portato e lui, a casa 3 punti lui è riuscito a stare sempre tranquillo, a fare gli accorgimenti giusti che poi ci hanno portato alla vittoria. Bene, sono contento. Abbiamo parlato di questo derby nisseno, guardiamoci gli highlights, la partita si è conclusa 1-1.
Sul sintetico del Valentino Mazzola di San Cataldo va in scena la 25esima giornata del girone I di Serie D e Gran Derby. La San Cataldese ospita la Nissa con il chiaro obiettivo di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona play-out. I padroni di casa sono reduci da ben 3 sconfitte consecutive, vedono la salvezza diretta a soli 2 punti di distanza. Ben diversa la situazione per gli ospiti a quota 35 dopo una serie di 4 risultati utili consecutivi caratterizzata da 2 vittorie ed un pareggio. Partiamo con il film del primo tempo. Dopo 2 minuti la Nissa, palla persa dalla San Cataldese, Rodulo in area di rigore, salta un avversario, mette il pallone in mezzo, facile per Diaz accomodare in porta e fare 0-1, si sblocca il risultato, la Nissa è avanti nel derby contro la San Cataldese. All'11esimo, prima conclusione di Diaz che riceve su rimessa laterale, viene respinta, ci prova una seconda volta, ancora una deviazione di un difensore verde amaranto, poi spara altissimo Agnello. Al 16esimo rimessa lunga per Gueye in area di rigore, fa la guerra con il diretto avversario, il pallone passa e arriva la girata vincente di Bonilla che fa 1-1, ha pareggiato la San Cataldese. Minuto 18, verde amaranto che rimangono in zona offensiva col tentativo su calcio d'angolo che però finisce sul fondo. Al 21esimo Diaz apre per Rodulo da buona posizione, manda in bocca l'estremo difensore Lagagnina. Al 31esimo la ripartenza della Nissa, la sventagliata ancora per Rodulo che la controlla con il mancino, guarda l'avversario, sterza, ce l'ha sul destro, conclusione che trova Lagagnina attento, poi Sama che la spara alle stelle. La San Cataldese col rinvio lungo di Lagagnina, il pallone finisce a Suarez, riesce a fare la guerra col difensore avversario, a farla passare per Boniglia, va alla conclusione con l'esterno, riesce Elezai in uscita a chiudere lo specchio, poi allontana la difesa in calcio d'angolo. Questa è l'ultima emozione al Valentino Mazzola di San Cataldo. Finisce il primo tempo, San Cataldese 1 Nissa 1. Possiamo partire con il film della ripresa. Minuto 48, San Cataldese con la verticalizzazione per Boniglia di prima intenzione, il suo destro finisce sparato sul fondo. Al 48esimo Gueye dal centro-sinistra prova a penetrare in area di rigore, c'è un contatto, il direttore di gara però è ben appostato e dice nulla, ma la San Cataldese rimane in zona offensiva con il tentativo che viene respinto dal portiere Elezai. 49esimo, conclusione di Dall'Oro, respinta alla difesa, la sfera si impenna e arriva ad Agnello, ancora a calciare verso la porta in 2 tempi Lagagnina. 53esimo, punizione in area da parte della San Cataldese, mostruosa qui la parata di Elezai che dice no, poi anche coi piedoni sul secondo tentativo, ma è strepitoso il primo intervento, quello su Montaperto. 66esimo, entra Bonanno per Samaghe. 69esimo, lungo lancio all'indirizzo di Tumminelli, riceve l'assist di Agnello, si accentra, va a calciare, la parata senza troppi patemi di Lagagnina. 89esimo, entra Maltese per Tumminelli e finisce così la gara al Valentino Mazzola di San Cataldo, è pari e patta, finisce 1-1 tra San Cataldese e Nissa. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Chiudiamo la Serie D con questa ennesima vittoria del Ragusa, ma attenzione, vincente contro un Akragas ormai allo sbando. Quando vediamo e sentiamo quello che arriva da Agrigento, questa cosa ci spiazza, ci amareggia, perché è impensabile come una piazza di quel genere insomma sia crollata letteralmente davanti, non dico alle difficoltà, ma davanti ai progetti che invece erano stati in pompa magna annunciati. Assolutamente sì, è un dispiacere enorme perché Agrigento non merita quella posizione. Ma diciamo tutti sempre la stessa cosa, se non ci sono gli investitori veri che mettono mano al portafoglio, poi dopo si rischia di parlare soltanto di progetti ma mai di fatti. Ma infatti il problema è proprio questo, che prima devi trovare gli imprenditori e poi parli di progetti. Se lo fai prima, molto probabilmente, se sono soltanto parole, alla fine chi ci rimette è soltanto la piazza, la tifoseria e magari quei giocatori quei dirigenti, quei direttori che hanno creduto tra l'altro nel adesso ritornare in eccellenza non vuol dire tac il prossimo anno ritornare di nuovo in Serie D, perché il campionato d'eccellenza e tu insomma lo stai vivendo in prima persona, non è poi tanto facile vincerlo, soprattutto perché ci sono 3-4 piazze che vogliono fare il salto in Serie D. Ma assolutamente no, anche perché quest'anno chi non lo vincerà e noi siamo al momento tra questi, perché non abbiamo nessuna certezza, molto probabilmente ci riproverai, magari una piazza come Marsala l'anno prossimo ci riproverà, magari quella è una piazza pesante, non sai cosa scende dalla D, molto. non sai cosa scende dalla D e ci riproverà, quindi è tosta, è molto tosta. È una categoria non facile, assolutamente. Allora abbiamo concluso lo spazio dedicato al campionato di Serie D, ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi subito con i 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco.
da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antona. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Partiamo subito con il campionato di eccellenza e lo facciamo con il Girone A. La schermata dei risultati: vittoria della Parmonval contro il Casteldaccia, pareggio tra Accademia Trapani e Marsala 1912, vittoria dell'Athletic Club Palermo 3-1 contro il Città di Gela, 3-2 del Città di San Vito Lo Capo contro il Partinica Audace, Don Carlo Misilmeri batte Castellammare 1-0, sospesa al 50° Folgore Castelvetrano, Oratorio San Ciro e San Giorgio, pareggio tra San Giorgio Piana e Lascari Cefalù, così come tra Super Giovane Castelbuono ed Unitas Sciacca. Guardiamo la classifica. Questa la conoscete abbondantemente, quella del Girone A, perché ne abbiamo parlato proprio in apertura della trasmissione. Athletic Club Palermo con 56 punti, 52 Città di Gela, 46 Unitas Sciacca, 39 San Giorgio Piana con 38 Don Carlo Misilmeri, 33 punti Parmonval e Marsala 1912 con 30 Castellammare ed Accademia Trapani, 26 punti Città di San Vito Lo Capo, 24 Folgore Castelvetrano e Super Giovane Castelbuono con 22 Partinica Audace, 21 Casteldaccia, 17 Oratorio San Ciro e San Giorgio, chiude con 10 punti Lascari Cefalù. Guardiamo subito questa situazione. A questo punto non parliamo tanto per quanto riguarda il primo posto, perché lo abbiamo fatto abbondantemente nella prima parte, però parliamo di quella che potrebbe essere la sezione playoff, perché a questo punto si rischia addirittura di fare potenzialmente una semifinale ed una finalissima, perché i punti di distacco dalla seconda da parte della quinta sono considerevoli, no? Sì, la Don Carlo rischia di non farcela. C'è questa remota possibilità, perché ripeto, sia noi che il Gela stiamo andando abbastanza forte, quindi è normale che se poi la quarta, la quinta steccano e c'è sempre anche l'Unitas Sciacca che potrebbe andare avanti in Coppa, quindi... No, però io credo che lo Sciacca non molli, perché certo, assolutamente. Innanzitutto per il mister che conosco, che ha voglia di fare bene, per la rosa che credo sia una rosa di primissimo ordine. Noi lo sappiamo, ci abbiamo
abbiamo perso in casa, l'unica sconfitta fatta Sì, in questa è vero, stagione. è vero. Quindi sicuramente a prescindere dalla Coppa io non penso che loro mollino, quindi Mollino, assolutamente. li troveremo lì Certo, attaccati. se vanno avanti in Coppa ben venga, perché Assolutamente insomma, sì. libererebbero questa situazione dei playoff Assolutamente per sì. qualche altra situazione. Ritorniamo a parlare dell'Atletic, perché sentiamo le parole dei due allenatori. Vittoria finale dell'Athletic Club Palermo 3-1 contro il Città di Gela. Primo tempo noi siamo partiti fortissimo, abbiamo realizzato la rete dell'1-0, poi l'abbiamo gestita e non c'erano grandissimi avvisagli, con loro obiettivamente mettevano molte palle lunghe con Romano, noi nella loro fase di difficoltà secondo me abbiamo avuto 2 o 3 ripartenze dove obiettivamente potevamo fare meglio. Quello che secondo me ci ha tagliato le gambe è stata la rete subita al 49esimo e effettivamente i ragazzi nel primo tempo all'interno dello spogliatoio non sono entrati un po' giù di morale, ho cercato di tirarli su, ma è normale che poi loro hanno realizzato la rete dopo pochi minuti del secondo tempo e sotto l'aspetto mentale è diventata difficile. Poi noi abbiamo provato in tutti i modi di riequilibrare la partita, il rigore del 95esimo, obiettivamente al di là di quello è normale, noi eravamo tutti spinti in avanti, dobbiamo fare i meriti, dobbiamo fare i complimenti comunque all'Atletic che ha disputato un'ottima gara. Noi, come avevo detto alla vigilia, probabilmente vinceva chi sbagliava meno, noi abbiamo sbagliato forse un po' troppo per portare a termine un risultato che per come si era messa la partita del primo tempo probabilmente ci poteva anche stare. Ma diciamo che era una partita dove si poteva decidere in qualsiasi momento della gara, perché comunque la forza delle 2 squadre è una forza non indifferente, è una partita dove i nervi, magari qualche episodio poteva fare la differenza, e questo comunque è stato così, perché comunque partire all'inizio con l'handicap del gol dopo 3 minuti non è facile, rischi comunque di andare sotto e non saperla gestire per un discorso magari di nervosismo, non per un discorso di organizzazione. Ma là siamo stati bravi, nonostante comunque loro è una squadra che nelle ripartenze è la loro, diciamo, arma migliore, e lì siamo stati bravi a essere equilibrati, siamo stati bravi a stare compatti per tutti i 90 minuti e aspettare l'occasione giusta, perché comunque siamo una squadra che crea tanto, quindi anche in casa stesso comunque ti arriva quella giocata, ti arriva quella palla, e da dovevamo essere cinici, come siamo stati a fine primo tempo con il gol di Prezzabile. Poi da là comunque abbiamo gestito la gara diversamente, credo che l'abbiamo gestita nel miglior modo possibile, perché nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente a parte falli laterali, palloni buttati dentro, quindi non abbiamo concesso niente. È una squadra come il Gela, non concedere tantissimo comunque significa che hai fatto una grande partita. In questo momento l'Unitas Sciacca tiene a galla anche il San Giorgio Piana. Nel frattempo vediamo le immagini del pareggio interno proprio della squadra di San Giorgio Piana contro il Lascari Cefalù. Ci potrebbe essere una potenziale semifinale Unitas Sciacca San Giorgio Piana e poi l'eventuale finale contro il Città di Gela. Come vedi il campionato del San Giorgio Piana? Tra l'altro conosci bene l'allenatore. Non voglio essere ripetitivo. Parliamo della classifica attuale, sì, giusto? sì, non certo. di quella finale? No, Okay. non è un pronostico. Esatto. È soltanto in questo momento lettura della classifica. Ci tengo, molto bene sì, conosco bene il San Giorgio Piana perché ho avuto il piacere di lavorare con Filippo, conosco tantissimi ragazzi che sono lì. Sicuramente non mi aspettavo, anche se poi dall'altra parte Davide Boncore sta facendo un ottimo lavoro all'Ascari, da quando perché è tornato è in praticamente campo, una squadra che era totalmente spacciata, oggi vede più vicino il Marineo, quindi ci però proverà fino alla fine. Vabbè, chiaro, ci proverà fino alla fine, se non sbaglio la prossima in casa al derby con la Super Giovane Castelbuono, e quindi sicuramente ci proveranno. Non mi aspettavo di questo pareggio sinceramente del San Giorgio Piana, che sicuramente se vuoi stare aggrappato non devi perdere punti ai playoff, non li devi assolutamente perdere, però ci sta perché venivano da diverse vittorie, hanno fatto un grandissimo campionato. Per loro comunque questo è un campionato da incorniciare, un campionato strepitoso, neopromossa, campionato strepitoso, nessuno poteva mai immaginare. Filippo sta facendo un grandissimo lavoro. È vero. Bene, voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B.
Cambio al vertice perché il Milazzo pareggia in casa della Nebros, pertanto ne approfitta giustamente il Modica Calcio che balza al primo posto. Questi i risultati dell'8ª giornata di ritorno: vittoria fuori casa dell'SC Palazzolo contro il Città di Mister Bianco. Anche il Modica vince fuori casa 5-2 contro il Real Siracusa Belvedere. Vittoria fuori casa anche per il Città di Avola 2020 contro l'Imesi Atletico Catania 94. Leonzio 1909 batte Rosmarino 1-0, Mazzarone Calcio batte Gioiosa 2-1, pareggio tra Nebros e Milazzo, vittoria invece che vince in casa contro il Città di Aci Sant'Antonio. La partita ionica leonfortese si gioca proprio oggi pomeriggio. Guardiamo la classifica perché un po' inaspettatamente, ma credo anche con merito, comunque il Modica balza adesso in vetta con 50 punti, al secondo posto il Milazzo con 49, 45 Città di Avola 2020, 44 Vittoria, 43 Nebros, 32 SC Palazzolo, 31 Imesi Atletico Catania, 30 punti Gioiosa e Leonzio 1909, 25 per la Ionica, 24 Leonfortese, 24 anche per il Rosmarino, 21 Città di Aci Sant'Antonio e Mazzarrone, con 17 Real Siracusa Belvedere, ultima in classifica il Città di Mister Bianco con 6 punti. Allora tu che insomma stai vivendo il girone intenso del girone A, è anche vero che insomma guardi anche il girone B, che te ne pare di questo scontro Modica e Milazzo? Milazzo assolutamente rivelazione però. Assolutamente sì, Milazzo sta facendo un campionato che nessuno si aspettava e sicuramente meritandolo, perché poi, ripeto, hanno veramente fatto un campionato strepitoso. Se hai fatto 49 punti ci sarà pure un perché, no? Però allo stesso tempo dico che il Modica è da diversi anni che ci prova, la società è una società di quelle che non si è mai tirata indietro e oggi è prima in classifica. Hanno lo scontro diretto tra l'altro a Modica, quindi questo qui non è un fattore positivo per la squadra di Bognanni, no? Ma sicuramente è un qualcosa che gioca a favore del Modica, ma è sempre una partita, quindi non giocano i tifosi, giocano le squadre. Il campo è un po' piccolino però. Magari loro sono un po' più abituati. Allo stesso tempo importante. Stesso tempo ti dico anche l'Avola sta facendo un super campionato. Assolutamente, il Vittoria si trova a 6 punti, quindi ha un po' mollato l'Imesi, Atletico Catania. Secondo me è la delusione di questo campionato per la rosa, per i giocatori che fanno parte di questa rosa. Per la nuova struttura che gestiscono, quella di Via Grande, che è un gioiellino. Però secondo me magari è soltanto il primo anno e ci riproveranno Diamo tempo al tempo. Diamo tempo. Condivido. Nebros che comunque anche loro hanno fin qui disputato una stagione pazzesca, non per niente sono all'interno della griglia playoff. Pareggiano 1-1 proprio contro il Milazzo. Guardiamo gli highlights. Nel match più atteso della 23esima giornata di eccellenza, la Nebros si conferma squadra imbattibile in casa e anche contro l'ex capolista Milazzo riesce a mantenere lo 0 nella casella delle sconfitte. Pronti e vie, dopo 4 minuti il Milazzo reclama un calcio di rigore per un presunto mani in area di Conti. Il signor Alessi dice di no, poi però è la Nebros ad avere 2 ghiotte occasioni per passare, ma solo le decisive parate di Piccioni su Sciotto prima e Bontempo subito dopo negano ai locali la gioia del gol. Vantaggio che al primo vero tentativo trova invece il Milazzo, quando al 24esimo la Spada da pochi passi col destro mette alle spalle di K il pallone che manda in delirio i tifosi rossoblù. Per l'attaccante classe 2001 si tratta della 12ª rete in campionato. I locali cercano subito la reazione e al minuto 38 lamentano un presunto fallo di mano in aria da parte di Franchina. Anche in questo caso però il fischietto di Palermo lascia giocare. Prima dell'intervallo il Milazzo prova a chiudere il derby, ma il piazzato di Corso si perde alto sulla traversa. Nella ripresa i mamertini partono forte sfiorando subito il raddoppio con la Spada, che al minuto 48 viene fermato dalla decisiva parata di K, mentre 180 secondi dopo il suo destro ravvicinato si perde alto non di molto. Al 70esimo è ancora la Nebros ad invocare un penalty per un presunto mani di Corso, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. La squadra di Palmeri insiste dopo la conclusione di Laplace al minuto
minuto 73 che sfiora il palo alla destra di Piccioni. La Nebros acciuffa il pareggio a 4 minuti dal 90° quando il neoentrato Pontini indirizza in rete l'ottimo lavoro di Di Vita, facendo così Nebros 1, Milazzo 1 e tifosi di casa che possono esultare alla rete numero 2 in campionato del classe 2004. Nel finale i locali cercano anche la vittoria, ma il piazzato di Trovato non sortisce l'effetto sperato. Al 98° da registrare infine l'espulsione del difensore mamertino Gabriele Franchina per fallo di reazione su Conti, con il Milazzo che chiude in 10 contro 11. Con questo pareggio la Nebros inanella il 9° risultato utile di fila, si porta a quota 43 punti e si conferma al 5° posto playoff, mentre il Milazzo sale a 49 ma scivola in seconda posizione a una lunghezza dal Modica capolista. Tutto rimandato ai prossimi incontri ed in modo particolare al big match che si giocherà a Modica tra qualche settimana. Ritorniamo a parlare dell'Imesi Atletico Catania perché voglio abbinarlo al Vittoria, che comunque adesso con l'arrivo di Terranova forse ha ritrovato nuovo entusiasmo? Assolutamente sì, Vittoria. Nicola lo sappiamo, è uno che non molla facilmente. Nicola è un grande allenatore per questa categoria, lo ha sempre dimostrato, l'ha vinta, sì, e quindi 2 anni di seguito, no? e quindi sicuramente Nissa troverà la chiave giusta per cercare di portare questo Vittoria fino alla fine, che in una piazza importante dove anche lì un pezzetto del mio cuore è stato. Però è ne ha anche fatto vero, parte. Giampiero, che insomma 2 allenatori che sono saltati sono tanti per una stagione, questo è il terzo. Il problema è questo: quando cambia un allenatore non è tanto cambiarlo e basta, è che ci vorranno dei tempi tecnici per poter assimilare. Diciamo che lavori per trovare una buona posizione nei playoff. Esatto, io penso di sì, però 6 punti sono pochi, cioè, capito che ti voglio dire? Se una delle due, è normale che fai la corsa sulle 2 che diventa difficile, chiaro. Però 6 punti non sono tantissimi, perché se una delle due o tutte e due in un momento delicato della stagione cadono e tu la vinci, ti ritrovi a 3 punti, quindi è giusto crederci fino alla fine. Mai mollare, soprattutto perché in eccellenza poi gli scontri diretti il pallone è rotondo, come si suol dire, e può cambiare tutto. Bene, abbiamo dunque concluso anche sul girone B. Non mi dai nessun pronostico perché abbiamo detto che non è il caso, però hai sottolineato che vedi leggermente avvantaggiato il Modica attualmente, senza pensare che ancora c'è comunque la possibilità che il Milazzo nello scontro diretto possa rivalutare la sua posizione. Assolutamente sì, però questo è un mio pensiero. Io credo che il Modica in questo momento abbia qualcosina in più. Assolutamente. Allora concludiamo, ritorniamo a parlare dell'Athletic Club Palermo, perché insomma tu sei il direttore sportivo, dopo la bellissima tua esperienza da calciatore hai deciso di appendere le scarpette al chiodo e intraprendere questa attività. Attenzione, perché diventare direttori sportivi non è mai facile, devi amarlo veramente questo pallone, questo mondo, e tu che lo hai frequentato a grandissimi livelli lo hai potuto constatare. Però è anche vero che soprattutto nel mondo dei dilettanti è fatto di tanti sacrifici. Assolutamente sì, io diciamo che da direttore sportivo devo crescere tantissimo e credo di avere l'umiltà. Però c'è l'esperienza, questa è già una buona cosa da calciatore. Però non è detto che se hai fatto 18 anni il calciatore professionista sarai un grande direttore. Sicuramente se sei stato in degli spogliatoi importanti, però un po' lo mastichi il calcio, sicuramente sei avvantaggiato rispetto a chi nella vita fa altro. Questo è poco ma sicuro. È vero. Però dobbiamo crescere ancora tanto e stiamo lavorando per sbagliare il meno possibile. Mi hai bruciato la domanda finale, dove vuole arrivare questo Athletic Club Palermo, ma da quello che mi hai detto poc'anzi state lavorando per andare avanti. Ma innanzitutto credo che è normale che l'obiettivo minimo ormai di quest'anno è provare a vincere il campionato e andare in D. Poi una volta arrivati in D devi essere bravo a iniziare a lavorare per il futuro, ma per ora voliamo bassi, questo è il primo step. Questa è la maturità di uno che ha masticato calcio a grandi livelli, perché è chiaro che non ti fai prendere dall'entusiasmo, però poi sotto sotto sei felice comunque di vivere questo momento positivo della società. Assolutamente sì, perché io entro in questa società 6 anni fa da calciatore, quando c'era alla guida Gaetano Conte con un manipolo di amici. Oggi questa società è diventata una società importante con degli imprenditori seri che hanno sposato il progetto, con tantissimi professionisti che ci lavorano, quindi aver visto la crescita di questa società ed esserne parte ancora oggi dopo 6 anni mi rende orgoglioso. Assolutamente. Ma sei anche orgoglioso di tuo fratello che sta facendo un campionato pazzesco con la Regina Mundi, dove c'è anche mio figlio. Sì, addirittura. Io
sì, sono contento per loro, mi auguro che sono lì a possano... 3 punti dal primo posto. Campionato difficile, corsa a 3, Montelepre, Bagheria, Regina Mundi, devono essere Tuo bravi. fratello continua a fare tanti gol. Mio fratello sì, mio fratello fa gol, spero che li cominci a fare anche mio figlio. Bene, sono contento. Allora un saluto anche ai ragazzi della Regina Mundi e in modo particolare al figlio giustamente di Giampiero, ma anche al fratello Marco. Assolutamente. Bene, abbiamo concluso la nostra puntata, è stato un piacere averti qui all'interno di Penalty perché con te si mastica calcio, devo dire, di qualità. Io vi ringrazio per l'invito e speriamo di rivederci presto. Magari per festeggiare, chissà, una potenziale promozione. Magari. Grazie a voi. A Giampiero Clemente, il nostro ospite odierno nella puntata di Penalty, che si conclude qui. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata sia sulla pagina Facebook Penalty, ma anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché anche in versione on demand sulla nostra HBB TV di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Appuntamento alla prossima settimana.